qual è il nostro progetto alternativo. Noi ne abbiamo un progetto alternativo. Come Patto Autonomia Veneto abbiamo dato vita ancora 2 anni fa, e sta crescendo sempre di più, ad un ulteriore progetto su base nazionale, che si chiama Autonomie e Ambiente. È un movimento composto da partiti, movimenti, eccetera, eccetera, che sono autonomisti, federalisti, indipendentisti su base nazionale. Abbiamo presentato questo progetto ancora 1 anno e mezzo fa a Udine, con la presenza dei vertici dell'EFA. L'EFA, European Free Alliance, è un organo europeo con all'interno tutta una serie di parlamentari europei, dai Paesi Baschi piuttosto che dalla Catalogna, piuttosto che dalle Fiandre, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo anche una rappresentanza di base su base europea. Noi come autonomisti, non dico indipendentisti, autonomisti, siamo assolutamente anche europeisti. Vorrei che sia chiaro questo elemento che è fondamentale. Un'Europa diversa da questa, comunque un'Europa assolutamente unica, un'Europa dei popoli, non più un'Europa degli stati ottocenteschi, ma comunque un'Europa. Ora, il nostro progetto, dato che non si muove foglia finché la politica non voglia, è quella di arrivare ad avere anche noi degli spazi comunicativi importanti. Quindi mettere assieme tutta una serie di, che stiamo già facendo, perché sono dentro il nostro gruppo, ci sono in questo momento Patto Autonomia Friuli, che ha dei rappresentanti anche in regione, il Patto Autonomia Toscana, che è Comitato Libertà Toscana, piuttosto che il Piemonte, piuttosto che i Lombardi, piuttosto che i Sardi, i Liguri, eccetera, eccetera. Ora, ovviamente il Veneto, ovviamente, sì. Ma vede, dato che non si può muovere, con uno che ha il 70% della politica non si può fare niente, non si può fare. Ma no, mi scusi. Dal mio punto di vista sì, comunque rifinisco il concetto. Allora, questo gruppo su base nazionale ha sicuramente intenzione, e dato che ne avrà l'opportunità di potersi presentare quando ci vorranno far fare le elezioni politiche nazionali, come movimento territoriale su base nazionale. Quindi uso una frase veneta, Paroni Casa Nostra, sarà una frase, un refrain che in ogni regione, in ogni comunità potrà essere portato avanti, ovviamente ognuno con la sua cadenza, il suo slang, ovviamente. Ora, per quello che riguarda il Veneto, anche noi parleremo di Paroni a Casa Nostra, ma non in senso negativizzante della parola stessa o della frase stessa, ma assolutamente, anzi, il fatto di poter dare maggiori forme di autonomia a livello territoriale ci dà la possibilità di poter fare come hanno fatto ad esempio l'altro ieri in Valle d'Aosta, dove l'Avelaz semplicemente, che è diventato il nuovo rappresentante, io vorrei ha detto riportare che però il discorso sempre